Laudetur Jesus Christus. Miei cari figlioli presenti in Cappella Domina nostra e quanti siete in ascolto attraverso Radio Domina, oggi 24 aprile la Chiesa celebra la festa liturgica di San Fedele da Sigmaringen, un frate teologo, filosofo, cappuccino, si fece frate francescano, vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo, e morto martire per mano dei protestanti. Era andato ad annunciare la sana dottrina cattolica, spendendosi in una maniera straordinaria in quelle che sono oggi le terre tra Germania e Svizzera, e quelle erano terre avvelenate dall'eresia luterana, ed era difficile per i preti cattolici andare lì, perché sapevano che i protestanti della prima generazione, i luterani della prima ora, erano agguerriti, erano anche molte volte violenti, avevano conquistato queste popolazioni, allora erano tutte popolazioni nell'errore, e i papi di quel momento hanno molto sofferto per la perdita, immaginate voi, di masse intere di cattolici che sono d'un tratto divenuti eretici, e non scismatici, eretici, in una situazione di grande quindi sofferenza per Santa Madre Chiesa. E così allora, mentre con Sant'Ignazio di Loyola, i gesuiti, ci si spinge verso terre nuove, come l'America Latina, no? E anche dall'altra parte del pianeta, c'è da rievangelizzare di nuovo l'Europa. Nel frattempo l'Islam, mi vengono i brividi a raccontarlo, nel frattempo l'Islam da est, sapete tutti voi, no? Dalle coste del sud-est europeo, la zona balcanica, più esattamente tra Turchia e Grecia, a Lepanto, preparano l'assalto finale a Roma. È un momento drammatico, no? Veramente quello è un momento drammatico per la Chiesa. Vittorio Messori, nei suoi sempre ottimi scritti del passato, adesso è molto anziano, non scrive più ovviamente, anche ammalato, fa una considerazione numerica e dice che il XVI secolo è la seconda forma di presenza dell'Anticristo, dice lui. La prima forma si è avuta con Maometto, che ha tirato via, se ci pensate, dal cristianesimo intere popolazioni, no? Quelle che oggi sono terre musulmane, ieri erano terre cristiane. La seconda manifestazione dell'Anticristo, dice Vittorio Messori, io condivido pienamente questa interpretazione, perché non c'è scritto da nessuna parte che debba manifestarsi per forza unicamente in un solo uomo, anche se accadrà naturalmente, perché San Paolo parla dell'Anticristo come uomo della perdizione. Lo dice San Paolo, no? C'è l'uomo il figlio della perdizione, l'uomo dell'iniquità, dice San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Sono argomenti che ho freschi perché commenta l'Apocalisse, quindi l'uomo della perdizione, quindi sarà realmente un essere umano che verrà fuori appunto come un'identità personale. Tuttavia questo non esclude che nel corso dei secoli ci siano state, diciamo così, delle anticipazioni, non so se riesco, dell'Anticristo, e Vittorio Messori ne individua due. La terza potrebbe essere il modernismo, è una mia considerazione, non so se la condividete. Dunque, la prima è la manifestazione di Maometto, che porta via, con l'avvento dell'Islam, intere popolazioni. Oggi i musulmani sono 1 miliardo di persone circa nel mondo, il vero antagonista del cristianesimo è l'Islam. Va bene? E sono tutte popolazioni rubate, scippate a Santa Madre Chiesa. La seconda manifestazione dell'Anticristo, storicamente parlando, è quella del XVI secolo con Lutero. Lutero in Europa fa quello che aveva fatto Maometto nei paesi arabi, cioè scippa a Roma, scippa a Santa Madre Chiesa le popolazioni centro-settentrionali dell'Europa, i popoli transrenani al di là del Reno. E nel frattempo avanza l'Islam, momento difficile, ma la Chiesa in quel momento lì non si perde d'animo e non si piange addosso, reagisce. Assediata, l'Apocalisse dice al capitolo 21 che è l'ultimo
tentativo disperato di Satana è nel capitolo 21, quando l'anticristo è precipitato nello stagno di fuoco, la bestia che viene dalla terra, che è il falso profeta, è precipitato nello stagno di fuoco, resta solo lui, il padre della antitrinità demoniaca, perché come c'è la Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, l'Apocalisse presume anche una antitrinità, perché Satana scimmiotta Dio, e così sono tre, Apocalisse 13, che sono 12-13, che sono il drago rosso, vi ricordate? Ed è Satana. E le due bestie, l'anticristo e il falso profeta, è una trilogia, no? Satana perde i pezzi più importanti perché si vede molto bene, gli crolla la città santa, la città che gli appartiene, che è Babilonia, le due bestie vengono precipitate all'inferno, allora lui gioca l'ultima carta e dice Apocalisse 21, prese d'assedio la città amata. E Giovanni non precisa, ma naturalmente la città amata che cos'è se non la Chiesa cattolica? E allora c'è questo assedio, ma la Chiesa lì non era debole come lo è oggi, non era divisa al suo interno come lo è oggi, non avevamo cardinali ricotta, non avevamo cardinali creme caramel, non avevamo pastori che sono mercenari, c'erano pure, ma sono bastati un paio per fare la differenza. E hanno reagito così, pronti al martirio, pronti a dare la vita. Il Papa chiama, andiamo, combattiamo per la difesa di Santa Madre Chiesa di fronte a questo assedio satanico, siamo appunto in quel periodo lì, e allora Lepanto, i musulmani vengono fermati dalle truppe navali, no? Dalle flotte navali cristiane, e così si argina il rischio lì per l'islamico. E poi allora l'altro grande travaglio è le terre di missione, e così tanti ordini religiosi dicono al Papa ai papi di quei tempi andiamo noi. Fu un grande conforto per il Papa di quei tempi che Sant'Ignazio di Loyola dicesse io metto a disposizione i miei sacerdoti, così i gesuiti hanno scritto pagine che ora però stanno purtroppo rovinosamente cancellando, e infine l'Europa, ma lì si rischiava anche lì la vita. E così per esempio oggi si presenta innanzi a noi questa figura straordinaria di San Fedele da Sigmaringen, era nato in Germania, da famiglia cattolica, era una mente molto brillante, aveva studiato filosofia e così insegnava filosofia accattivandosi molta simpatia da parte dei giovani, ma a un certo momento, non ho il tempo di raccontare la sua vita naturalmente, oggi non c'è stato Santi e Caffè, quindi vi manca un pezzo forse, sono belle quelle vite raccontate al mattino quando poi il pomeriggio uno le celebra poi in Cristo Signore, e allora lui poi dopo ha una conversione folgorante e si fa frate. Ma dice al Papa io sono pronto. Ma guarda che rischi la vita. Senti, Santo Padre, io ho fatto il voto di martirio. Conoscete il voto di martirio? Lo conoscete? Ci azzecca chi lo fa. Non è mai accaduto che uno che abbia scritto voglio morire martire, sono pronto al martirio, offro la mia vita da martire, non sia stato accontentato. Quindi pensateci bene, pensateci bene, perché tante volte facciamo gesti arditi, ma poi lui si è offerto, ha fatto il voto di martire, se esisteva in passato questa cosa, cioè Gesù prendi il mio sangue per la difesa della fede cattolica. Meraviglioso, non vi pare? Fra qualche giorno celebreremo, e quello sì che ne potremo parlare perché ci sarà la rubrica, la Chiesa celebrerà la festa di San Pietro da Verona, martello degli eretici, nel 200, altra epoca difficile, e muore con un'ascia in testa. Lui ha il tempo, mettendosi in ginocchio, di prendere il sangue che gli esce dal capo e scrive a terra credo. Muore così, ecco. E allora San Fedele va ad annunciare il Vangelo, ma soprattutto va ad annunciare la dottrina cattolica ai protestanti, e ne converte intere città, interi, anche perché faceva miracoli. Era un taumaturgo, sì. Questi santi avevano da Dio quello che oggi non si ha. E tante volte io mi chiedo perché, ma non sono pronto alla risposta. Così capite che anche io non è che ho tutto in tasca, faccio anche io il travaglio di capire. Perché oggi Dio non accompagna la nostra predicazione con i miracoli, ma quelli non che poi si dice, però c'è il miracolo di chi si come. No, proprio i miracoli.
I miracoli, quelli che uno è cieco e recupera la vista, uno è zoppo e comincia a camminare, uno non parla, è muto e comincia a parlare. E si assisteva a questa scena. Per cui San Fedele andava a predicare e poi compiva questi grandi miracoli. Ovviamente era uno, le dice San Tommaso d'Aquino, che la vera predicazione di Cristo nei predicatori è accompagnata dai miracoli, perché sono una prova che stanno dicendo la verità. Perché oggi non accade? Perché oggi non accade? Ci sto pensando, me lo sto chiedendo. Comunque sia, era una prova con la quale poi queste popolazioni raggiunte dal veleno di Lutero ritornavano al cattolicesimo, e naturalmente questo col tempo gli ha attirato a San Fedele da Sigmaringen, questo frate cappuccino devotissimo della Madonna, gli ha attirato un odio sempre più crescente, fintanto che un giorno lui, che stava predicava in chiesa, arrivavano dei botti e lui non ha finito e non ha smesso di continuare a predicare fino alla fine. Poi è tornato a casa sua come sempre, la sera lo hanno fermato i sicari e lo hanno ucciso in maniera violentissima. Uno portava con sé una palla acuminata, gliela dava addosso, finché il povero San Fedele veramente era in una pozza di sangue, ma muore perdonando i suoi uccisori e muore contento di vedersi soddisfatto nel suo voto di martire. Ecco, allora il messaggio che vorrei cogliere oggi da San Fedele a Sigmaringen è questo: era devotissimo della Madonna e soprattutto del Santo Rosario. Allora io in questo periodo qui sto ricevendo tante richieste dalla gente: padre, ma come faremo appena adesso arriva l'Anticristo? Padre, ma come fronteggeremo la falsa Chiesa domani? Ma come faremo a scegliere poi il grande prelato? Ma come faremo? Per tutti c'è una sola risposta: il Santo Rosario. Figlioli cari, il piccolo resto cattolico in unione con Papa Benedetto XVI si riconosce da questo. Per quello vi raccomando di far parte della confraternita del Santissimo Rosario. Il Rosario è la nostra vittoria, figlioli cari. Lo dico perché lentamente ci avviciniamo al mese di maggio dedicato alla Madonna del Rosario. Il Rosario è la nostra vittoria. Il Rosario è la nostra arma. Non c'è anticristo che tenga. Col Rosario vinceremo, come hanno vinto tutti gli altri prima di noi. Il Rosario è l'arma, il Rosario è la vittoria. Noi col Rosario risolveremo tutte le questioni. Ieri sera ho fatto un po' ho usato molto l'arma dell'ironia, volutamente nella trasmissione in replica al giornalista Mascarucci, ma vedete, figlioli cari, che quello che importa dire è che questi sono a corto di vedute. Vedono che invece noi stiamo articolando, non come speravano, un cammino stravagante. Lui si autoproclamerà Papa, questo scrivevano, vi ricordate? Lo vedremo comparire come nella messiscena di altre 7 eretiche, con la mitra si autodefinirà. Hanno capito che invece c'è una competenza, non so se mi capite, c'è un approfondimento progressivo via via, non è che viene svelato tutto insieme, fatto di tappe, e loro ascoltano e ascoltando da teologi, canonisti, si rendono conto che così stravaganti come sembravamo non siamo, e che il pericolo a questo punto per loro si fa concreto, che abbiamo ragione noi. E ingaggiano preti che ieri erano sedevacantisti, non faccio il nome, e che per ora compaiono dappertutto. C'è un prete che in questo momento, sedevacantista radicale in passato, che ora viene corteggiato dai circoli cattolici che non stanno con Papa Benedetto perché si è dimesso, stanno con Papa Francesco, però non gli piace. È una posizione normale questa? Potrebbe mai uno che è Papa, vicario di Cristo, piazzare Pachamama? Hanno perduto la ragione. Può mai il vicario di Cristo, se veramente Bergoglio è il vicario di Cristo, Gesù Cristo è bugiardo? Siete d'accordo? Io ti darò le chiavi, Pietro. Su questa pietra edifico la mia chiesa e le porte, è una dichiarazione solenne o no? Dell'inferno non prevarranno. Se Bergoglio è il Papa,
Gesù ci ha ingannato, perché ha piazzato Pachamama in Vaticano, perché con lui l'eresia è divenuta regola di fede. Allora, non è il Papa, tutto qui. Quindi, attenti bene al passaggio conclusivo, questi nostri nemici, che sono ormai più da questa parte che non da quella, chi può mi capisca, sono preoccupati, allarmati, perché vedono che si va delineando sempre più chiaramente, come vedete. Ecco perché Benedetto XVI non se ne va, dice al Padre Celeste, aspetta un momento che aiutiamo Don Minutella a sistemare meglio le cose, perché come vedete, se il cammino era iniziato effettivamente lì per lì 4 anni fa, con certe nebulosità, invece oggi, malgrado noi, cioè non è che siamo noi si va da se stesso il cammino del piccolo resto articolando, non so se riesco, si articola da se stesso nella sua chiarezza. Il Papa è Benedetto XVI, quello non può essere il Papa, ci sono le prove inconfutabili, e allora loro pensavano, beh, appena muore Benedetto XVI questi vanno allo sfascio, e Don Minutella farà l'istrione, si autoproclama. Invece, ascoltando le ultime nostre dichiarazioni a riguardo del grande prelato, di ciò che accadrà dopo la morte del XVI, e noi citiamo le profezie, abbiamo financo scoperto di recente quella clamorosa di Don Dolindo Ruotolo, da quell'altra parte dicono, oh, questi qui fanno sul serio, capite? Allora io dico a tutti voi, come dobbiamo già da adesso articolare la preparazione prossima o remota, solo Dio lo sa, del grande prelato? Dobbiamo pregare molto per i cattolici di Roma, senza forzare la mano, senza creare ansie inutili, ma con molta serenità. Potremmo cominciare a fare su Radio Domino una serie di ripetute novene, tridui, ai vari santi, che sono Teresina, Charbel, Antonio da Padova, Santa Rita, e poi soprattutto alla Madonna del Carmelo, del Rosario e così via. Ma soprattutto, figlioli cari, questo transito verrà gestito unicamente, non unicamente, ma primariamente con la corona del Santo Rosario. Il Rosario salverà la Chiesa, il Rosario sconfiggerà Satana. E concludo con un'ultima immagine mentre contempliamo il martirio glorioso di questo santo, fedele di nome e di fatto. E mi piace concludere con un'immagine evocativa. Nell'Apocalisse, capitolo 21, prima che compaia la Gerusalemme del cielo, finalmente Satana viene incatenato. Incatenato. Io però uso la parola catena, c'è la catena. Noi sappiamo che San Michele Arcangelo, perché si dice un angelo che veniva da Dio, lo incatena, non si dice il nome. La tradizione ha pensato che fosse appunto San Michele Arcangelo. È effettivamente molto probabile che sia lui, ma quello che dovete cogliere secondo me è la catena che tiene Satana incatenato. Per me questa catena è il rosario. Arma disprezzata dai modernisti, questa catena dolce che ci rannoda Dio sconfiggerà l'anticristo, sconfiggerà il falso profeta, sconfiggerà financo Satana. E così allora la stagione che noi stiamo vivendo non è poi così tanto diversa da quella in cui è vissuta San Fedele da Sigmaringen, ma lì c'è una Chiesa che si è data da fare perché aveva amore a Cristo e alla Santa Vergine più che a se stessi. Qui invece abbiamo pastori che sono mercenari, che curano i propri interessi, e noi dobbiamo pregare molto, perché l'avvento del grande prelato non è detto che debba automaticamente avvenire subito dopo la morte di Benedetto XVI. Questo io non saprei, preghiamo soltanto e basta, perché potrebbe essere per esempio concomitante, per esempio, no? Oppure che dovrà passare invece molto tempo prima che avvenga, non lo sappiamo. Che facciamo? Ci facciamo venire l'ansia? Padre, che alcuni mi hanno scritto, e come faremo contro l'anticristo? E come faremo a scegliere? E come faremo? Oh, catena dolce che ci rannodi a Dio, il Santo Rosario. Il Rosario salverà il mondo, il Rosario incatenerà Satana, il Rosario libererà Santa Madre Chiesa dall'impostura e dall'apostasia. Laudetur Jesus Christus.